Ciao a tutti. Allora, anche stasera ci leggiamo una piccola storia zen e prima di partire volevo ringraziare l'Istituto del Caburlotto dove faccio judo con una quindicina di ragazzi. Ciao ragazzi e saluto anche tutte le altre scuole dove faccio e facciamo attività con gli altri insegnanti. Siete tantissimi, vi ringrazio anche dei messaggi, quindi un grazie va a tutti i genitori, a tutti i ragazzi, mancate tanto, ve l'ho già detto parecchie volte. Non vedo l'ora di rivedervi in materassina. Andiamo con quella che è la storia zen di stasera. Il suono di una sola mano. Il maestro nel tempio Kennin era Mokurai, tuono silenzioso. Aveva un piccolo protetto, un certo Toyo, un ragazzo appena dodicenne. Toyo vedeva che i discepoli più grandi andavano ogni mattina e ogni sera nella stanza del maestro per essere istruiti nel Sanzen o per avere privatamente qualche consiglio, e il maestro ogni tanto dava loro dei koan per fermare le divagazioni della mente. I koan non erano altro che dei piccoli tranelli per la mente, degli indovinelli interiori per capirci. Anche Toyo voleva fare il Sanzen. Aspetta un poco, disse Mokurai, sei troppo giovane. Ma il piccolo insisteva e l'insegnante finì con l'acconsentire. Quella sera, all'ora giusta, il piccolo Toyo si presentò alla porta della stanza del Sanzen di Mokurai. Batté il gong per annunciarsi. Fece 3 rispettosi inchini prima di entrare e poi andò a sedersi in riguardoso silenzio davanti al maestro. Tu puoi sentire il suono di 2 mani quando battono l'una contro l'altra, disse Mokurai. Ora, mostrami il suono di una sola mano. Toyo fece un inchino e se ne andò nella sua stanza per riflettere su questo problema. Dalla sua finestra poteva udire della musica bellissima provenire da delle geishe. Ah, ho capito, lui proruppe. La sera dopo, quando il suo insegnante gli chiese di illustrargli il suono di una sola mano, Toyo cominciò a suonare quella famosa musica bellissima che aveva udito. No, no, disse Mokurai, questo non serve, non è assolutamente il suono di una sola mano, non hai capito nulla. Temendo che quella musica potesse disturbarlo, Toyo si trasferì in un luogo più tranquillo. Riprese a meditare. Quale potrebbe essere il suono di una sola mano? Pensò. Per caso sentì il gocciolare dell'acqua. Stavolta ci sono. Così pensò Toyo. E quando tornò davanti al suo insegnante, Toyo imitò il gocciolare dell'acqua. Che cos'è questo? Disse Mokurai. Non è assolutamente un suono di una mano, ma al massimo è il suono dell'acqua che gocciola. Prova ancora, forza! Intanto Toyo meditava per sentire il suono di una sola mano. Sentì così il respiro del vento, ma quel suono venne respinto. Sentì il grido di un gufo, ma anche questo venne rifiutato. Nemmeno le locuste erano il suono di una sola mano. Più di 10 volte Toyo andò da Mokurai con suoni diversi. Erano sempre tutti sbagliati. Per quasi un anno si domandò quale fosse il suono di una sola mano. Finalmente il piccolo Toyo entrò nella vera meditazione e superò tutti i suoni. Non potevo mettere insieme nient'altro, spiegò più tardi. Così ho raggiunto il suono senza suono. Toyo aveva realizzato il suono di una sola mano. È molto complicata questa storia zen, però è anche molto bella, perché ci insegna il valore dell'altro. Piccolo parallelismo nel judo. Noi e gli altri per crescere insieme, come se noi fossimo una cosa e gli altri fossero altro per poter crescere insieme. È un po' questo il parallelismo che secondo me dovremmo pensare se parliamo di, ad esempio, judo. Se parliamo semplicemente di suoni, battere su un muro con una sola mano non avrà mai lo stesso effetto di 2 mani che battono assieme. Pensando semplicemente alle sensazioni, battere contro un muro, contro qualcosa di freddo, inanimato, non vivo, non è assolutamente la stessa cosa di unire 2 mani calde o
sentire se una mano è più calda o più fredda di qualcun altro. Lo scopo di questa storia insegna quello che potrebbe essere l'importanza dello sport di squadra, il fatto che l'uno è importante, ma più uno sono una cosa ancora più grande, è un insieme di insegnamenti. Si può ottenere molto, quindi, più che da una sola mano, dall'unione di più singole mani. Lo scopo di questa storia è farvi riflettere sul fatto che non è che questa mano da sola non vale niente, però non è silenzio. Questo è un altro dei piccoli misteri che racchiude questa storia. Il silenzio è un'altra cosa, è l'assenza della presenza di un suono. Manca anche proprio questa mano, allora potremmo parlare di silenzio. Ma questa mano c'è, come dice la storia. Si cerca di incontrare con varie prospettive, quella del suono, della fisica, fare rumore e ricordo non è stare in silenzio. Il suono di una sola mano poteva essere uno schiocco di dita, ma erano delle dita, non erano due mani che si incontravano, non è il suono di una mano lo schiocco delle dita. Quindi sono tante le varie prospettive. Quello che mi piaceva era di offrirvi un panorama in cui capite che il singolo è un bene, è importante, ma ci può essere qualcosa di più se vediamo più singoli assieme. È un invito all'integrazione, è un invito al vedere che cosa insieme si può fare. E ripercorrendo quella che è la situazione di oggi, tutti insieme, se riusciamo uniti a rispettare le regole e a stare in casa, probabilmente riusciamo a portare a casa un buon risultato per tutta l'umanità, per tutto il pianeta, per tutta l'Italia. Quindi era giusto leggervi anche questa storia per aiutarvi a capire quello che è un po' anche questo momento. Quindi grazie ancora per l'attenzione e noi ci vediamo alla prossima storia Zen. Ciao ciao!